Amici bellini, è una bellissima giornata per il Napoli, per le notizie calcistiche per il Napoli, perché dobbiamo esaltare il nostro allenatore che ha ricevuto un premio importante. Ha parlato De Laurentiis. Facciamo un recap di tutto quello che è successo tra i nostri nazionali. Cominciamo. Allora, amici bellini, benvenuti, bentornati, benvenuto Nicolao tra gli ultimi iscritti, e lasciate tanti like che non vanno per la nazionale italiana. Ieri ne abbiamo parlato in live, ci siamo divertiti, è una live sempre leggera anche quando l'Italia perde, perché non abbiamo quel patè d'animo che abbiamo quando gioca la nostra squadra del cuore. Però dispiace per l'Italia, perché si fanno brutte figure nel nostro stadio, ci vanno di mezzo anche i nostri calciatori e dispiace, non è proprio il caso. Però quello che abbiamo notato in live ieri è che si era iscritto il canale, e andiamo a farla subito questa cosa con un Ambrabam tattico. Ci spostiamo, abbiamo tantissime cose da fare, cercherò di andare a raffica. Comincia da 3, questa è sempre la più amata dagli italiani napoletani. Benvenuti in Italia. È successo questo, vedete? Elegbete, io poi non lo so come si pronuncia, mi hanno retweetato perché ieri erano iscritti anche al canale. Voi vi iscrivete al canale Telegram, lasciate i like e cliccate pure sulla campanella, così non vi perdete nessuno short, nessun contenuto. Guardate, l'Italian YouTuber Twisting His Tongue, perché praticamente è uno scioglilingua per me dire il loro nome, per pronunciare Elegbete TV, mentre spiega la nostra intervista con Osimhen alla sua, vedi, all'audience italiana e napoletana adoring, che ci adora. È bellissimo. Victor Osimhen, Buzz is a movement on its own, e quindi molto bello che sia successo questo insieme ai rumors. Adesso arriviamo subito a Spalletti, dovete aspallettare insieme ai rumors, visto che noi abbiamo anticipato questa cosa della maglia e ci stiamo divertendo parecchio. Continuano nuove indiscrezioni. Adesso tocca a Napoli Network, che dice sarà addio a fine stagione se il conto quanto raccolto dalla redazione, secondo quanto raccolto dalle mie fonti spettacolari. E insomma insistono i rumors che vuole la divisione tra Napoli e Lete, e quindi così. Addirittura adesso si sta parlando anche dello sponsor tecnico, perché a quanto pare l'autoproduzione, a questo punto vado io in intuizione, l'autoproduzione con EA7, la distribuzione fatta da De Laurentiis, se le disegna lui, le produce A7, forse non ha funzionato alla grande, tanto è vero che si parla di Umbro. E se si parla di Umbro, copiate, visto che state scrivendo queste cose ma non avete immagini, copiatela. L'ha fatta Tore Falanga, divertitevi, c'è l'aggiunta di Umbro, e vedi, ci ha dovuto mettere un pochino di filagrana, la filagrana, olè. Aspetta, questa è la seconda maglia. Per la prima maglia dovete aspettare, io ve le faccio una al giorno, ne faremo una al giorno ed è uno spettacolo e ci divertiamo tantissimo. Dopodiché diamo a Spalletti quello che è di Spalletti, lo vediamo ricevere il premio Bearzot, che mentre adesso andremo a parlare delle parole di Spalletti. Vediamo a chi è stato dato il premio Bearzot nel passato, e subito noterete una cosa: Prandelli, Mazzarri, Montella, Ancelotti, Allegri, Ranieri, Sarri, Di Francesco, Mancini, Paolo Rossi, De Zerbi, Spalletti. C'è una squadra che compare più di altre, che è il Napoli. Cioè Mazzarri vince ed era al Napoli, Sarri vince ed era al Napoli, Spalletti vince ed era al Napoli. Insomma, questo per dare anche a De Laurentiis quello che è di De Laurentiis, perché quando sceglie un allenatore è difficile che sbagli. De Laurentiis lo dirà pure quando ci parlerà di Allegri, quando parla di Gattuso, dice alla fine comunque noi volevo Spalletti già prima, però alla fine noi abbiamo fatto comunque bene con tutti gli allenatori che abbiamo avuto, bene o male, e si sarebbe anche potuto vincere anche prima se le regole del calcio fossero state diverse. Varie zeppate che De Laurentiis si diverte a lanciare. Mettiamo Spalletti, c'ho un'immagine di Spalletti perché qualcuno ha scritto Luciano Spaghetti,
e i miei amici Bellini abbonati non si lasciano pregare, non possono resistere, è troppo bella e la dobbiamo portare così. Allora, quelli che giocano meno servono per gli allenamenti, è un leitmotiv, lo abbiamo spiegato. Questo servono anche avere la panchina lunga, la rosa profonda, la famosa rosa profonda serve perché poi gli allenamenti sono più allenanti, devono andare forti anche quelli là, altrimenti quelli che poi vanno in campo si sono allenati con gente che non se ne frega proprio e quindi sono importanti. Venivamo, bravo Spalletti che continua a usare il plurale noi venivamo da risultati così e così, risultati di cui lui non è responsabile, quindi torna indietro nel tempo, venivamo da risultati non troppo importanti e quindi c'era un po' di indifferenza, ce la ricordiamo l'indifferenza della piazza, e quindi ha ricreato questo entusiasmo molto bene. Vivere a Castelvolturno, adesso sappiamo che Spalletti vive a Castelvolturno perché per un periodo lui ha vissuto in albergo. E dice perché Napoli è troppo bella, se poi è troppo bella che non si può guardare. E poi questa è pure una frase molto napolegna, se vogliamo, no? Magari la usano anche in Toscana, ma si dice no, non si può guardare in maniera positiva, dice troppo ben si può guardare, ma non si può guardare proprio, e ti vengono gli occhi tutti azzurri se la guardi troppo. Il rischio a pagamento che lui ogni tanto teme, ma i ragazzi ogni volta che lui sente questo rischio di appagamento dimostrano il contrario e ti danno lo schiaffo morale. Non vediamo l'ora di confrontarci in Champions, ma dice una frase bellissima qua Spalletti, non ci si porta appresso il passato. Questo cosa vuol dire? Che il Napoli non può sfruttare, lui dice pure minimo vantaggio bravo Spalletti, non può sfruttare il minimo vantaggio che si è accumulato in passato e quanto di buono ha fatto, e non se lo può portare nelle partite che verranno, per esempio in Champions. Però questo, se fosse io la leggo anche così, non ci si porta dentro il passato, cioè in campo poi non andrà in campo il DNA europeo, le 7 Champions vinte dal Milan, è importante anche questo, quindi non ci si porta nel passato, si comincia da zero e si dovrà fare partita vera da zero. Gli si chiede di Kim e Kvara l'adattamento, che non ha dovuto aspettare praticamente nulla, si fa l'esempio, Platini ha dovuto aspettare, si è dovuto adattare 6 mesi, mi pare un altro esempio fosse Falcao, insomma quelli che hanno dovuto adattarsi, e Spalletti ci confida che anche lo stesso De Laurentiis aveva dei dubbi sull'adattamento di Kvara. Spalletti, che ha degli amici in Russia, qualche telefonata l'aveva fatta, e poi dice pure i confini calcistici si sono assottigliati, sono più sottili, quindi è più facile farli adattare questi giocatori moderni. L'impatto con la città, devi assorbire subito anche forzatamente la storia. Questo perché io poi dico che la storia è importante, perché se il Napoli non l'avesse avuto Maradona e non avesse avuto una storia gloriosa, piccola, breve, però l'abbiamo avuta, ecco che noi siamo questi tifosi qua oggi, anche per quello, perché abbiamo visto quel tipo di calcio, abbiamo visto quella mentalità, abbiamo visto come si vince e perché si vince, e quindi tu sei costretto ad assorbirla questa cosa, ti fai un giro per la città e ti rendi conto che cosa significa allenare il Napoli. Ma, dice Spalletti, il patto, ma no, quando si parla del patto mi metto sempre paura, il patto con i giocatori è che è ancora il tempo del lavoro, non è ancora il tempo del festeggiamento, mentre la città si sta colorando d'azzurro, mentre lo stesso De Laurentiis, e dopo lo vedremo, parla di scudetto e parla di grande festeggiamento, sta già organizzando i festeggiamenti anche quelli ufficiali, e quindi si gongola del percorso che ha portato dopo 18 anni anche a vincere. Spalletti dice è ancora il tempo del lavoro e con la squadra ci sta ancora il patto di continuare a lavorare, giustamente. Gli si chiede, credo, anche di Lobotka e forse anche di Kvara, ma Spalletti stravolge la domanda e dice noi dobbiamo parlare anche di Lorenzo, perché poi si farebbe torto ad altri giocatori. Di Lorenzo i più compiti in più ruoli, ce lo spiega anche tatticamente, cose che già sappiamo, di Lorenzo che te lo trovi a centrocampo, di Lorenzo che te lo trovi oltre i difensori avversari quando attacca, e insomma tutti sono molto bravi. E poi ci tiene Spalletti anche a dire per i bambini, se si va a scuola si palleggia meglio, quindi ai bambini andare a scuola e fare il loro dovere. Molto bene, Luciano Spaghetti vincitore del premio Bearzot. Andiamo a leggere anche per completezza come lo portano
sul sito ufficiale del premio Piazzotto, convinto assertore del valore del gruppo nel raggiungimento dei risultati, dei comportamenti, allo stesso tempo tecnico, capace di esaltare le qualità dei singoli, la rumba, come dimostra anche questa splendida e per certi versi inaspettata stagione del suo Napoli. Luciano Spalletti da molti anni e su molte piazze calcistiche riesce a coniugare bel gioco e vittorie, virtù questa che lo accomuna ad Enzo Bearzot, come pure l'attitudine all'insegnamento in campo, dove questa capacità didattica innesca spesso prestazioni scintillanti nelle sue squadre, e fuori. Certe sue recenti lezioni a piccoli fan partenopei che avevano marinato la scuola per andare a seguire gli allenamenti del Napoli, infatti sarebbero piaciute tanto al CT Mondiale ed hanno esaltato sul web migliaia di tifosi, pardon, genitori, riaffermando il valore educativo dello sport anche quando è vissuto al massimo livello. Ecco perché poi Spalletti dice andare a scuola, e non è caso proprio. Andiamo a parlare di ADL. Facciamo subito il piccolo recap. Ieri Elmas ha segnato 2-1 contro il Malta, quindi il suo gol è decisivo. Elmas non è né carne né pesce, non si capisce dove gioca. Elmas è fortissimo, punto, non lo voglio sentire più. Lobotka pareggia con il Lussemburgo 0-0, 2-2 tra Kim e la Colombia, 1-1 tra Oliveira e il Giappone, vince il Messico ma Lozano non è neanche in panchina, e oggi dovrebbe toccare a Zielinski, Osimhen e Anghissà. Osimhen penso tra pochissimi minuti, perché il tempo che vi arriva il video probabilmente Osimhen sarà in campo. E quindi andiamo a parlare ora di ADL. Mi servirebbe una foto di ADL, la metto in post produzione. Si comincia con i 125 miliardi offerti a Fellaino nel 99 per comprare il Napoli, e Fellaino gli ha fatto causa. Ora ragazzi, per quanto riguarda ADL noi dobbiamo sempre prendere con le varie pinzette, perché lo sapete, no? Che prima ha speso 24, poi ne ha spese 30, poi 34, poi 40 milioni, non sappiamo mai. Le cifre con De Laurentiis sono sempre un pochino alterate e alterabili, e ogni volta che riprende la parola di solito le cifre aumentano, quindi noi pigliamo sempre con le pinzette. Qualche cosa ce lo dice lui stesso, sono dei depistaggi come la questione Allegri, a cui non avevo mai creduto, e per fortuna, mai, perché poi è bravo De Laurentiis a scegliere gli allenatori, con Allegri sarebbe stato veramente un pericolo, e quindi ci ricita, la chiama Angiolina Jolie, poi su questa cosa, perché lui cita sempre Angiolina Jolie, di quale film si tratta? Perché De Laurentiis è arrivato adesso a parlare di 400 film di successo, e per sfizio, perché secondo me questo che lui cita, Sky Captain and the World of Tomorrow, non è un grande film, che non è andato benissimo. È uno dei film che lui cita di più perché giustamente il cast era d'eccezione e aveva un certo valore anche per lui come produttore, però non è andata benissimo. La percentuale di cui è piaciuto questo film, il Rotten Tomatoes non benissimo, e se andiamo a vedere il box office, hanno speso tipo 70, mi pare che hanno guadagnato al box office 58, una cosa del genere. Insomma, questo a livello economico è stato un floppettone, e De Laurentiis lo deve sapere. Poi sui 400 film che lui dice che sono un successo della Filmauro, andate a vedere su Wikipedia, ne trovate 110 tra film prodotti e tra film distribuiti. Sul sito della Filmauro ufficiale loro scrivono 400, non l'ho trovata tutto, l'ho cercata, non l'ho trovata la lista di 400 film prodotti che sono su. Quindi teniamo sempre le cose e prendiamo sempre con le molle. Però quando lui ci dice Luigi non voleva prendere il Napoli, Gaucci con la pancia, e invece i campetti io l'ho preso, siamo andati ai campetti, gli sputi che ci arrivavano in testa, Jacqueline è più tifosa di me. E su questo io credo a De Laurentiis, perché Jacqueline ha dimostrato di tenerci molto alla squadra. Allegri è stato un depistaggio, è andato poi 4 volte a fare lezioni di calcio. Immaginate Allegri che fa lezioni di calcio a De Laurentiis, secondo me è una roba esilarante da vedere. Spalletti lo volevo prima, ma non abbiamo fatto male anche con gli altri allenatori se le regole fossero diverse, lo abbiamo detto. Quindi si torna al discorso che Gattuso non si sentiva tanto bene e dice io però potevo anche segarlo prima, ma sono un gentiluomo
lasciamo perdere così. Quindi il sì di Spalletti lui l'aveva strappato, ma Spalletti voleva arrivare a giugno, non voleva arrivare in corsa. Se avessi segato forse saremmo andati in Champions anche prima, non lo so, perché io me la ricordo il girone di ritorno di Gattuso, sbagliammo una partita, quella finale, dopo un girone da record, quindi andava fatto un girone da record da parte di Spalletti ha dimostrato di saperlo fare, quindi chi lo sa. Luciano resterà a Napoli, lo afferma De Laurentiis, io ci voglio credere, perché poi sarebbe un peccato ricominciare tutto da capo con un altro allenatore. Io quello che dico è tutto dipende poi da Luciano, perché se Luciano è mentalizzato e lo vuole fare, benissimo. Se De Laurentiis lo costringe con un cavillo di contrattuale, lì potrebbe essere pericoloso e sarebbe addirittura meglio ricominciare con uno più fresco e più in voga. C'è Nagelsmann, però devi ricominciare da capo con tutto un altro atteggiamento, ne parleremo, però lui ci dice resterà a Napoli e io sono contento così. I titolari, gli si chiede, i titolari resteranno a Napoli, i numeri sono volgari per chi fa le offerte, non per chi le riceve, battuta di ADL, perché poi lui ne parla spesso dei numeri, allora sono volgari i numeri, non sono volgari, vedremo, dice sempre vedremo, quindi se con Luciano lui è convinto e dice Luciano resterà, con i titolari ragazzi, come lo stiamo dicendo con grande serenità, perché poi è bravo Giuntoli, dobbiamo vedere cosa succederà con le offerte. Gli si chiede ancora della FIFA e ci riporta sempre su Netflix a guardare quel documentario, e i simpatizzanti solo nell'Occidente sono 33 milioni e quindi dovremo fare una festa che sarà non solo reale in città ma anche virtuale per quelli che saranno collegati nel mondo. Amici bellini, andiamoci a vedere quindi altre partite. Io devo correre a vedermi Ossi, se riuscirò a vederlo, non sudare perché non c'è bisogno, e tutti gli altri nazionali. Lo so, è difficile stare senza Napoli, dobbiamo resistere un altro po', però l'attesa è già per me, io sono già, non vedo l'ora, perché dobbiamo affrontare il Milan e è la prima di 3, quindi da New York, Valerio Fluido è tutto, vi bacio forte, voi lasciate like che vi siete dimenticati, forza Napoli sempre. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.